già battuta per il prima, ma c'è Gambinico che con un passaggio all'indietro dà la palla a Casiraghi, Peragine, Bussalino sulla destra per Raffaele, favorevole il rimpallo per Raffaele, Florio, buono il passaggio per il gran tiro ed è rete il Matera al quarto minuto di gioco con Raffaele è andato in vantaggio. Ottimo lo scambio Raffaele-Florio e il tiro di Raffaele sul bel servizio di Florio si insacca rasoterra senza che nulla possa fare l'Attuada. Un buon biglietto da visita per il Matera, ma speriamo che non succeda quello che è successo con la Salernitana 15 giorni fa. Quindi Matera in rete con Raffaele dopo uno scambio con Florio. Adesso è prima, anzi Zottoli, l'uomo molto tecnico degli ospiti, scambia con prima, Zottoli sta per andare direttamente a rete ma poi ha un attimo di incertezza, fortunatamente per il Matera, quindi l'azione è sfumata. Al 19esimo circa di gioco il Cosenza con una bella azione fra Zottoli e prima ha avuto la possibilità di pareggiare le sorti dell'incontro e siamo arrivati al 21esimo del primo tempo. Matera sempre in vantaggio con rete di Raffaele al quarto, Zottoli sulla palla verso il terzino d'Astoli, attaccato da Raise, ancora D'Astoli, c'è un'azione della Matera, fortunatamente l'incertezza di Imborge della difesa materana non viene sfruttata da prima che ha un attimo di indecisione e quindi manca poi addirittura la palla. Peragine, mentre Melis lo vediamo un po' claudicante nell'azione precedente, evidentemente sarà stato colpito. Cosenza che manovra con De Pasquale, in vantaggio il Cosenza, ha superato Bussalino sulla sinistra per Zottoli, pericolosa l'azione, colpo di testa di Bacilieri e fortunatamente l'azione sfiora soltanto il palo. Casiraghi, non sappiamo se per eccessiva sicurezza o perché impotente ad intervenire, ha lasciato che il pallone facesse la sua normale traiettoria, meglio così, sfiorato il palo con Bacilieri su azione di Zottoli dalla sinistra. Matera usufruisce di un altro calcio di punizione, è Bussalino che cercherà di sfruttare il suo tiro potente ma anche il campo viscido. Gran tiro ma la palla è centrale e l'Attuada, siamo al 38esimo, l'Attuada para sia pure con qualche difficoltà. Aprile allontana Tortelli, prima cerca lo scambio con un giocatore ma si inserisce Peragine, poi Genovese per Aprile che avanza sulla sinistra, non c'è comunque nessuno ad attenderlo, buono lo scambio con Genovese, cross al centro, interviene Rizzo, anzi D'Astoli, ancora palla per il Matera, tira Raise ma c'è un tocco di mani di un difensore che si è sparso Rocco, l'arbitro ha lasciato correre. Peragine, come sembra dalla bandierina, rientrare la palla, allontana De Pasquale, riprende Raise, cross ancora al centro, deviazione di Raffaele, palla che l'Attuada blocca con tempestività ma Genovese si è impadronito del pallone ma ha subito anche fallo ad opera di Missiroli. Raise adesso manca la palla, Aprile se ne impossessa ancora Florio, buono l'appoggio per Aprile, tiro, peccato, effettivamente ha tirato di prima intenzione Aprile, 42esimo, ma ne è venuto un tiraccio che si è perso di 3 metri buoni sulla sinistra di l'Attuada. Florio subisce fallo da Tortelli, Florio, altra punizione per il Matera, mentre l'arbitro ha fischiato anche contemporaneamente la fine del primo tempo. Matera 1, Cosenza 0, un risultato che possiamo anche sottoscrivere
se non altro per la volontà, la decisione con cui Matera si è battuto